Ricordiamo la figura di Giulio Pastore, fondatore della CISL, una figura importante per il movimento sindacale, per l'intera politica italiana. Lo ricordiamo andando a osservare le sue lezioni principali. Ricordo la sua grande attenzione nei confronti della formazione. La formazione dei quadri sindacali è stato per lui un elemento molto importante che proseguito è diventato una caratteristica della CISL, perché attraverso la formazione, la preparazione e lo studio il sindacato può contribuire unitariamente e in termini associativi a cambiare la realtà delle situazioni. E l'altra grande lezione di Pastore ce la dà per la sua capacità di intervenire sul Mezzogiorno e sulla difficoltà che il Mezzogiorno viveva nel dopoguerra. Lui, da ministro per lo sviluppo del Mezzogiorno, per le aree depresse, interviene in maniera importante attraverso la Cassa del Mezzogiorno, attraverso le partecipazioni statali, per far crescere in termini anche industriali una realtà che era economicamente depressa. Anche in Sardegna accade questo e la Sardegna cambia il suo destino proprio grazie agli interventi che allora vennero fatti. Oggi viviamo una realtà di grande difficoltà e questo ci angoscia e ci preoccupa, soprattutto per le conseguenze che ha sui più deboli, su coloro che sono più in difficoltà e sui giovani. Noi con il patto per cambiare il nord-ovest della Sardegna ci siamo proposti di sollecitare tutti coloro che hanno responsabilità nei confronti di questo territorio, tutti coloro che hanno la possibilità di intervenire, certamente quindi gli attori locali, ma anche la regione, ma anche il governo nazionale, anche le istituzioni europee, sul fatto che è necessario fare investimenti in infrastrutture, investimenti privati e pubblici per riportare una condizione di lavoro, una condizione di sviluppo che questo territorio ha conosciuto e che merita di tornare a conoscere. Il nostro proposito è quindi quello di insistere per questa proposta, di trovare anche attraverso un processo mobilitativo le condizioni per un rilancio appunto di questo territorio.